Mazzotti è stato un grande conoscitore della nostra realtà, della nostra storia, della nostra cultura. La Camera di Commercio ha l'obbligo di promuovere la sua figura. Entra nel vivo la 42esima edizione del premio letterario Gambrinus Mazzotti, 3 le opere selezionate tra 132 volumi provenienti da 72 case editrici. La giuria, composta da studiosi, esperti e scrittori, ha selezionato un vincitore per ciascuna delle 3 sezioni di gara. I vincitori sono Se non dovessi tornare di Enrico Cammani nella sezione Alpinismo, il libro Parchi naturali, storia delle aree protette in Italia di Luigi Piccioni per ecologia e paesaggio e infine Galileo Chini, un artista della ceramica tra la Toscana e l'Europa di Daniele Galleni per artigianato di tradizione. Il premio speciale della giuria è stato assegnato a Emanuela Evangelista per Amazzonia, una vita nel cuore della foresta. Queste opere sono state selezionate per la loro capacità di raccontare storie di meraviglia e fragilità, affrontando temi che spaziano dalla scalata ecologica alla conservazione dei parchi naturali fino all'artigianato artistico. Un premio che ha anticipato i tempi. Grandi protagonisti sul fronte dell'ambiente sono passati attraverso il premio Gambrinus Mazzotti. Noi siamo in una fase di rinnovamento, abbiamo nel cassetto tanti bei progetti proprio su questo fronte, soprattutto con la funzione e anche con l'obiettivo di valorizzare i giovani e i ragazzi per i quali riserviamo 2 premi particolari. La cerimonia di premiazione si terrà il 16 novembre nella sede della Camera di Commercio di Treviso e Belluno Dolomiti, dove verrà annunciato il vincitore finale del premio.